Oggi puntata di Screenshot dedicata inevitabilmente ai fatti accaduti sul Green Pass con il corteo avvenuto a Trieste ma soprattutto a Udine e quindi parleremo della provincia di Udine insieme al rappresentante qui del governo Massimo Marchesiello, il prefetto, che insieme a noi siamo per la prima volta venuti a trovarlo e ringraziamo per averci dato ospitalità direttamente, diciamo, nella sede sua di rappresentanza. Buonasera. Buonasera a voi e grazie della possibilità. Non sarà solo un'occasione di parlare di Green Pass, di questa giornata, un bilancio, ma sarà anche l'occasione per raccontare un po' l'esperienza direttamente del prefetto in questi mesi, in questi 8-9 mesi, da quando è qua, se non sbaglio, marzo, da marzo. Allora, prefetto, le volevo chiedere prima di tutto un bilancio di questa giornata che un po' possiamo dire alla vigilia destava un po' di preoccupazione per questi cortei sul No Green Pass. Com'è andata? Ma direi bene, almeno dal mio punto di vista, ma penso anche per la cittadinanza su cui ovviamente le attenzioni erano forti. Ho ringraziato anche chi ha organizzato l'evento, nel senso che comunque il fatto che non si siano verificati incidenti né episodi di particolare tensione è comunque merito di tutti, da chi comunque ha accompagnato la manifestazione e ovviamente le forze dell'ordine che come al solito sono molto spese e hanno molto condiviso questo sforzo. Ho ascoltato con attenzione le loro doglianze, tutte le istanze che comunque ho portato al governo come rappresentazione di quello che succedeva anche in questo territorio e ovviamente io penso, immagino che, visto che è una porta aperta di un dialogo, io spero diventi costruttivo ma utile e intelligente per capire e comprendere tante sfaccettature di un problema che sono veramente enormi. Spero che questa apertura, ma che è un'apertura a livello locale, venga comunque raccolta, soprattutto per evitare momenti di tensione, perché ovviamente se non ci si parla, se non ci si confronta, se non c'è un dialogo, cade tutto e ci possono essere recriminazioni e pregiudizi in questo momento assolutamente inutili. Lei dal suo tipo di osservatorio che ha sta notando un po' una certa frattura all'interno della società civile che potrebbe destare qualche preoccupazione al di là di una singola giornata, anche per i prossimi, per come andranno avanti. Sappiamo anche i portuali hanno detto se non farete un passo indietro noi andremo avanti fino a oltranza, fino al 31 dicembre con le nostre proteste. Ok, sono i portuali, è una parte, però sono tante persone anche della società civile che vanno dietro a una singola categoria. Lei crede che ci possa creare questa frattura proprio tra i sì-vax e i no-vax a questo punto? È una cosa che io onestamente facevo una considerazione per quello che era un anno fa, perché sappiamo bene che un anno fa la situazione era molto diversa e ovviamente c'era questo famoso spiraglio nel tunnel che si immaginava che poteva essere all'inizio dell'anno in corso con il vaccino e mai poi mai avrei immaginato che invece si creasse una situazione del genere. È ovvio che sì, la nostra società è talmente sfaccettata che era impossibile comprendere fino a questo punto la situazione e immaginarla. Questa contrapposizione di muri che potrebbe esserci e che veramente sarebbe rischiosa e assolutamente inutile per il nostro Paese, la possiamo intravedere, però certo non è compito mio, come dire, dare spiegazioni e sociologie. No, certo, lei non può dare le spiegazioni da questo punto di vista, però la preoccupazione che la sta esprimendo potrebbe essere quella di qualsiasi altra persona, insomma, che si trova, magari anche avendo accolto queste 5-6 persone che oggi lei ha avuto modo di poter trovare davanti a sé. Lei ha trovato proprio un muro in questo momento. Vabbè, è ovvio che il dialogo ci deve essere sempre, questo è imprescindibile in qualunque situazione. Non siamo in guerra per fortuna ancora, quindi è ovvio che il dialogo tra persone civili e normali, come comunque ho verificato oggi, nel senso che comunque c'è stato un reciproco scambio di battute, ci deve essere. Non lo dobbiamo mai dimenticare perché veramente rischiamo di creare dei pregiudizi, anche il non parlarsi a volte è sicuramente rischioso, soprattutto in questo momento. Senta, perfetto, c'è una questione però, comunque, se non sbaglio, dettata anche dai numeri. 90.000 persone, credo, di lavoratori che si trovano a fare tamponi ogni 48 ore, ogni 72, con farmacie che magari non riescono a sostenere questo tipo di mole di lavoro.
si può fare qualcosa? Ha avuto modo di dialogare anche con le singole categorie su questo tema? Sì, è stato uno dei primi momenti, anzi il momento di confronto che ho avuto con le associazioni di categoria, con i confederati e con i rappresentanti degli operatori farmaceutici e dell'azienda sanitaria è stato proprio incentrato su che potenzialità, visto che, e lo sappiamo, a questo punto al momento le prenotazioni sono lunghissime e quindi ovviamente la possibilità di fare tamponi è sempre più rarefatta. Ci sono comunque anche centri privati e penso e immagino che qualcosa nel prosieguo si possa fare. Però ovviamente stiamo sempre discutendo di una cosa che, come dire, preclude la possibilità di fare la benedetta dose di vaccino. Il vaccino, io non è minuto che ne parli, ma avendolo fatto e continuando a fare tamponi, perché lo sappiamo benissimo, i tamponi seguono il vaccino, non abbiamo sconfitto il virus perché abbiamo fatto il vaccino, ma perché, come ci è stato dimostrato, il vaccino ci preclude la possibilità di andare in terapia intensiva e di avere esiti mortali. Ovviamente il tampone lo dovremmo fare e continuare a fare comunque anche col vaccino. Molte volte tutti quanti noi ce lo dimentichiamo e continuiamo a pensare che avendo fatto il vaccino possiamo ritornare a avere una vita normale. Ed è una cosa che purtroppo lo vedo a qualunque livello, a qualunque ceto sociale. Magari anche qualche accenno di mascherina che non si vede. A parte in questo momento, però sì. Però siamo a distanza da questo punto di vista, però anche oggi vedevamo tantissime persone. Lei è vero che ha osservato la situazione, se l'è fatta raccontare e ha visto anche queste persone, però magari anche tante persone abbiamo notato, insomma anche nelle nostre immagini, che giravano così tranquillamente senza mascherina. Questo un po' pensa che il vaccino abbia fatto dimenticare un po' l'utilizzo dei dispositivi, che dobbiamo ancora ricordarci. Assolutamente sì, come vabbè, usuali abitudini che sono la stretta di mano, io lo dico sempre, ovviamente la stretta di mano e tante strette di mano che in certi momenti anche di riunioni o di consociativi ci si scambia sono comunque rischiose. Abbiamo dovuto sostituirle, insomma, in qualche modo con una pacca di spalla oppure con un pugno, ecco. Anche, dirlo, insomma, no, è un brutto momento, però mi rendo conto che in questo momento e rispetto a un anno fa, insomma, almeno abbiamo qualche possibilità e stiamo comunque convivendo con una vita apparentemente normale, nella sua anormalità e patologia. Senta, preoccupato per la tenuta anche delle categorie economiche o delle piccole diciamo imprese che magari nel momento in cui non riescono ad affrontare, in mezzo a tanti problemi che ci possono essere, sappiamo la questione delle materie prime o anche per la questione del caro energia, ma anche adesso col Green Pass magari piccolissime imprese che avendo, che ne so, 8, 9 addetti, ne mancano 3, non riescono ad avere la produttività di una volta, di rimanere di nuovo indietro con il passo. Questo ha avuto il sentore, magari parlando con le categorie. Il sentore è forte, cioè ovviamente sì, era probabilmente prevedibile perché comunque ci sarebbe stato. Io probabilmente non ci si aspettava una dote di dissenzienti così forti, perché comunque non aderire alla possibilità di una campagna vaccinale così forte è un dato. Io spero veramente che nel proseguo, anche diciamo, oggi è il giorno 0, il giorno 1 da cui siamo partiti per un confronto sul Green Pass, però spero che da questo momento in poi tante cose si smuovano ovviamente a favore del vaccino, che come ricordiamo tutti... Lei dice che questo è un momento, dalla rottura si può ripartire? Questa è la speranza ovviamente, però in questo momento che... Ma anche vedendo insomma l'atteggiamento magari anche un po' più pacifico, anche vedendo oggi... Sì, lei oggi sicuramente sì, però mi rendo conto che gli irriducibili ci saranno sempre, però io spero veramente che qualcosa si incominci a smuovere, perché abbiamo visto anche ieri insomma, i dati un po' sulle vaccinazioni, ma soprattutto sui tamponi hanno ripreso vigore, ma soprattutto sulle vaccinazioni, che era un momento in cui mi si dice si era raggiunto forse il momento piatto di vaccinazione. Spero che riprendano vigore perché d'ora in poi forse qualche conto ce lo dobbiamo fare un po' tutti. Lei non è ovviamente nel campo sanitario, insomma, ma le chiedo perché magari noi, quarantenni, cinquantenni, non abbiamo aderito come categoria, come fascia d'età, allo stesso modo dei ragazzi di 20 anni. Questo l'ha un po' sorpreso? Sì, ma io ho già capito perché poi facciamo anche, come dire, campagne di educazione, come educazione stradale e quant'altro,
Io dico che ormai noi quarantenni, cinquantenni, sessantenni siamo forse irrecuperabili perché veniamo da molti pregiudizi. Sui ragazzi ci conto perché forse sono veramente quelli che hanno la mente più aperta e lo vediamo in tante situazioni, dalle discriminazioni sessuali, razziali, che veramente che comunque con i nostri coetanei a volte è difficile È condividere. cambiato molto del periodo per chi è nato dagli anni 70-80 agli anni 2000, ecco. Questi ragazzi che sono nati nel 2000 hanno conosciuto magari qualcosa che noi non avevamo conosciuto. Io spero di sì e credo che veramente ci sia almeno un'aspettativa di luce nei loro occhi, cosa che purtroppo nei miei coetanei ormai non vedo più. Allora, noi andiamo in pubblicità, questa prima parte di screenshot, e poi entreremo un po' anche nel vivo per chiedere un po' come sono stati questi 9 mesi a Udine, spero buoni, insomma, la parte perfetta. Pubblicità. Eccoci tornati con Screenshot, oggi puntata dedicata a una tu per tu con il prefetto di Udine Massimo Marchesiello che è qui, anzi siamo noi ospiti direttamente da lui, abbiamo parlato della questione dei cortei sul Green Pass. Prima di affrontare un po' di come è andata in questi primi 9 mesi da quando si è insediato a Udine, le chiedo, controlli ci saranno? Sulle aziende, nelle aziende contro la Campione, che ne so, aziende, i negozi, sui dipendenti ci saranno controlli a Campione piuttosto che di massa, come verranno effettuati? Beh, i controlli di per sé devono essere effettuati intanto dal datore di lavoro, è ovvio, quindi vediamo come va e come si prima devono essere evidenzia ligi loro. Devono essere ligi loro, sì. E poi arriverete voi. I verbali comunque arriveranno qui in prefettura, quindi speriamo di non avere troppo carico di lavoro, perché poi abbiamo anche il nostro problema. Non sono ancora iniziati comunque, oggi è il primo giorno, ma non siete ancora... Ok, quindi tra qualche giorno entreranno. Senta, allora, volevo chiedere questi 9 mesi, ha avuto modo di approfondire Udine? Come l'ha trovata Udine nella sua provincia? No, vabbè, sapevo già, l'avevo già annusata quando stando a Gorizia venivo ogni tanto da turista qui o comunque a incontri con colleghi e sicuramente è una realtà stimolante dal punto di vista economico moltissimo, una città ricca, si vede, di cultura, ma di tante risorse. Territorio vastissimo ovviamente, partiamo dalle Alpi, arriviamo fino al mare, abbiamo di tutto, quindi e sono contento di essere qui, insomma. È molto stimolante. La gente, gli imprenditori, come li ha trovati? Ha avuto modo di conoscere in vari tavoli? Insomma. Beh, sicuramente stimolanti e si capisce che c'è una qualità della vita e un'economia sicuramente importante che mi sembra, ecco, tutto sommato, nonostante i problemi, tenga molto e ancora, per fortuna. Sotto il profilo della sicurezza? Si può dire che è ancora un'isola felice oppure si temono quelle che tante volte si dicono anche infiltrazioni potrebbero essere mafiose, magari camorristiche, proprio su un tessuto economico che ha conosciuto adesso anche la crisi, che prima non c'era perché era conosciuta come la locomotiva del nord-est. Ci possono essere questi pericoli? Allora, gli allarmi, gli allerta ci sono stati perché comunque dal Ministro in poi si è sempre detto state attenti perché in questo momento storico e economico i rischi ci sono, perché possono esserci imprese o attività decotte che comunque vengono rilevate facilmente. Al momento, ecco, sempre scambiando impressioni anche con i colleghi, ma con soggetti del settore specializzato, possiamo stare abbastanza tranquilli, però l'allerta è quanto mai importante in questo momento. Sono cose che ovviamente non possiamo pensare che non esistano e che comunque io ho conosciuto anche facendo il commissario in alcuni comuni del nord sciolti per infiltrazioni mafiose, apparentemente tranquilli, non possiamo mai trascurare. Dietro la tranquillità bisogna stare proprio attenti. Assolutamente sì, e quindi dobbiamo stare veramente tutti molto attenti, non possiamo dimenticarlo, poi faremo anche probabilmente qualche iniziativa proprio tesa a sensibilizzare, come ho fatto a Gorizia, gli stessi studenti o i ragazzi su queste tematiche, sono per fortuna ignorate, però sicuramente è importante e interessante lavorarci sopra. Ecco, lei ha citato Gorizia, viene da un territorio proprio di frontiera, dove ha conosciuto l'immigrazione clandestina, la rotta balcanica. Ecco,
questo tema esiste anche a Udine? Beh sì, l'anno scorso avuto dei numeri molto importanti, per effetto di rimbalzo, io dico, dalla provincia di Trieste a quella di Gorizia e infine a Udine, per tutta una serie di tecnicismi che non sto a spiegare, però alla fine è un problema unico, infatti con i colleghi ci confrontiamo e, come dire, operiamo sempre in sinergia proprio perché l'accoglienza è comunque prioritaria per il sistema e il primo sistema di frontiera ovviamente è la regione Friuli Venezia Giulia, quindi è un sistema di colleghi che funziona nel momento in cui ci sono stati. Adesso ci aspettiamo perché non sappiamo dall'Afghanistan quali siano gli arrivi, ma sicuramente qualcosa di più importante ci sarà. Non possiamo escludere, quindi dobbiamo essere abbastanza attenti. La situazione a Cavarzerani è sotto controllo? Sotto controllo, sì, in questo momento, anzi, io dico, ci stiamo occupando di altre cose perché se avessimo anche problemi ulteriori in questo momento di rintraccio sarebbe insomma, una struttura un po', e parlo anche delle forze dell'ordine che sono i primi che noi comunque con cui condividiamo questo onere, sarebbe veramente pesante. Questa Cavarzerani che dovrebbe essere riconvertita come cittadella della sicurezza? Il progetto c'è e andrà avanti, coi tempi però compatibili con la progettazione che comunque è ancora in corso. Senta, è vero immigrazione clandestina, è rotta balcanica, ed è vero anche un altro genere di problema che magari l'hanno sentito ancora di più i cittadini, almeno parliamo qui a Udine, è la questione di quella che viene chiamato quartiere del Magnolio o Borgo Stazione, a seconda delle due volte che si vuole far vedere la città, la periferia che dovrebbe essere la porta a sud di Udine. Con l'arrivo della polizia locale, con alcuni dispositivi che sono stati messi in atto, controlli piuttosto che divieti di somministrazione dopo una determinata ora, la situazione è tornata tranquilla oppure c'è sempre il rischio che ci sia qualche problema, qualche infiltrazione? Voi sapete, quest'estate è stata calda soprattutto per Borgo Stazione, col sindaco, con la Polizia di Stato, con i Carabinieri, con la Guardia di Finanza, con nuclei specializzati, abbiamo approntato tutta una serie di controlli anche mirati proprio in quella zona. Credo che qualche risultato si sia ottenuto, poi c'è stato anche il posto di polizia locale che è stato inaugurato, ma è ovvio che è una situazione di cui io mi sono interessato subito insieme alla Cavarzerani, quindi diciamo che i punti cruciali dell'ordine pubblico li andremo a dimensionare così. Sulla Cavarzerani, ripeto, siamo abbastanza tranquilli, nel senso che non abbiamo, non mi pare che anche i comitati sollevino particolari pressioni in questo momento. Analogamente spero, ma ripeto, la porta è sempre aperta anche per i comitati, io ho ricevuto anche delegazioni e comitati della zona, perché qualunque sollecitazione, qualunque problematica, soprattutto in questo periodo estivo, c'è stata, anche perché ovviamente d'estate gli schiamazzi, le tensioni sono all'ordine del giorno. In questo momento mi sembra che sia abbastanza tranquillo. Senta, volevo affrontare altri due tipi di argomenti prima di lasciarci in questa puntata. Sono rimasto un po' impressionato prima nella prima parte quando ci diceva sui 40 anni e 50 anni non ci conto più, sui giovani sì, e mi parlava di sicurezza stradale. State facendo progetti a tal riguardo? Proprio sì. sui giovani, ma a questo punto servirebbero anche sui 40 anni e 50 anni più che altro. Sì, no, è un progetto che io poi mi sono portato da tutte le mie precedenti esperienze in prefettura ed è un progetto molto semplice e banale, ma che serve però per intercettare l'attenzione dei ragazzi, come dei neopatentati o comunque ragazzi che, essendo comunque intercettabili perché sono comunque a scuola, è facile recuperare. E quindi abbiamo un concorso idee che a breve rilanceremo presso le scuole. Sui coetanei o i quasi coetanei faccio fatica ormai a dire qualcosa perché ovviamente non ci sono luoghi di aggregazione, però siamo sempre disponibili se ci fossero progetti. Magari utilizzeremo l'università della terza età, ma insomma questo è più che altro una provocazione. Però sui ragazzi ci conto e faremo, spero, qualcosa di interessante anche con la collaborazione dell'università. Voi avete fatto dei controlli anche quest'estate su bar, ristoranti, magari vi toccherà anche controllare le discoteche visto che riapriranno al 50%.
sono sempre stati ligi al dovere. Ha trovato un gruppo, diciamo una categoria di esercenti, ristoratori, ma anche clienti, ligi al dovere? Dico di sì, sì. C'è stato comunque un rispetto delle regole, ovvio con qualche discrasia, ma mi sembra che tutto abbia funzionato anche dai numeri bene, non ci sono state situazioni eclatanti, ecco, da portare ad attenzione. Magari c'era l'aneddoto, qualche situazione un po' spicciola che poi richiama molto l'attenzione, ma in sostanza sì. No, ma quando si dice che il popolo friulano è onesto lavoratore è proprio vero. Assolutamente sì. Senta, uno dei grandi problemi che c'è tuttora, ce ne sono due a dire la verità, oltre alla questione Green Pass, sono la questione sulle morti sul lavoro e la violenza di genere. Credo che siano due vere piaghe. Una è una recrudescenza, quella della morti sul lavoro, se magari ci eravamo un po' dimenticati in questo 1 o 2 anni fa, insomma adesso invece lo vediamo anche in Friuli. La violenza di genere invece c'è sempre e sembra quasi una piaga che non vuole scomparire. Farete qualcosa da questo punto di vista? Sulla violenza di genere stiamo lavorando, come ho fatto anche a Gorizia, ma più che altro per portare ad attenzione il problema. Adesso organizzeremo sempre con la collaborazione dell'università e anche lì il mondo scolastico dei ragazzi ci può aiutare e su questo vorremmo intervenire per fare qualcosa perché ovviamente, ma questo lo sapevamo, lo immaginavamo, le strette convivenze, soprattutto nel periodo della pandemia, hanno portato, come era prevedibile, a esasperazione di situazioni di tensione. Su questo cercheremo veramente di fare qualcosa di interessante per riportare ad attenzione un problema che purtroppo c'è ed esisterà, credo, sempre. Morti sul lavoro? Morti sul lavoro è un altro tema che adesso, a maggior ragione, per fortuna riprendendo l'attività economica e produttiva, c'è e sarà oggetto sicuramente di un tavolo dove, come ho fatto a Gorizia, procederemo a una ricognizione delle criticità che sicuramente ci sono nel sistema. Allora, senta, noi credo che abbiamo concluso questa puntata, le chiedo solo che Friuli sogna, qual è il Friuli che si immagina da qui a un anno? Un anno fa lei, quando abbiamo iniziato questa intervista, ha detto che non pensava a determinati tipi di situazioni che si potessero creare, no? Questi due fronti così spaccati. Cosa vorrebbe vedere da qui invece al prossimo anno? No, sicuramente vorrei rivedere il Friuli che c'era poco tempo fa, sicuramente come giustamente lei ha ricordato è un Friuli dove si lavora seriamente, ma questo lo sapevamo, io sono meridionale, quindi vengo da una cultura diversa, ma sapevo, e l'abbiamo visto col terremoto dal 76 in poi... Evoca il terremoto ed evoca l'unità. È un messaggio importante perché proprio dall'unità dopo c'è stata la rinascita. E davo per scontato che in Friuli Venezia Giulia, ma in Friuli in particolare, questi valori fossero sempre tenuti a mente. L'ho visto e giustamente dal 76 in poi è sempre stato ricordato e riportato e siamo e siete sicuramente un esempio di dignità che è fondamentale e di unità che spero veramente si ritrovi. Bene, grazie prefetto. Okay. Grazie per averci ospitato, buon lavoro. Buon lavoro. Bene, noi abbiamo concluso, vi ringrazio e vi saluto alla prossima volta, mercoledì esattamente, sempre con Screenshot. Grazie e arrivederci.